Ponte Pusterla si avvia al restyling, resterà chiuso dal 28 agosto al 3 settembre per consentire i lavori per la sostituzione dei sanpietrini con l'asfalto. L'intervento ha lo scopo di rimuovere il porfido e di sostituirlo con l'asfalto per evitare le vibrazioni sulla struttura del ponte e sugli edifici vicini causate dal passaggio di auto e mezzi pubblici. Un ritorno al passato, visto che il porfido era stato posato dopo i danni dell'alluvione del 2010. È un intervento importante che comporterà anche dei disagi perché il ponte verrà chiuso per una settimana a cavallo tra agosto e settembre, verrà fatto il manto, verrà tolto il porfido e verrà sostituito con l'asfalto. In accordo con la sovrintendenza abbiamo fatto questo passaggio perché purtroppo in questa zona il gran passaggio di mezzi, anche di mezzi come gli autobus pesanti, ha reso necessario una riqualificazione del manto perché si erano create diverse buche. Queste buche ovviamente al passaggio dei mezzi creano vibrazioni sia per la struttura del ponte che per gli edifici circostanti. Quindi era un intervento urgente che finalmente riusciamo a fare. Lavori programmati prima della riapertura delle scuole che prevedono una viabilità alternativa per i cittadini e che comporteranno la deviazione delle linee degli autobus. In base all'andamento del cantiere potranno sempre transitare i pedoni su almeno uno dei due marciapiedi del ponte. Le biciclette potranno attraversare il ponte esclusivamente se condotte a mano. Contra San Marco sarà sempre percorribile con direzione obbligatoria su Contrade Le Chioare e Viale Rumor. In largo Goethe è previsto il doppio senso di circolazione per consentire il quale verrà chiusa la pista ciclabile.